Una lunga intervista, ripercorrendo quel che è successo dal 21 febbraio fino ai giorni della fase 3 e delle riaperture nel Veneto, che non si è mai fermato davvero di fronte al coronavirus. Luca Zaia parla dell'uomo e del governatore ai microfoni di Rete Veneta e Antena 3 in un'intervista di quasi mezz'ora che racchiude 4 mesi di lotte, speranze e difficoltà. Penso che quando il gioco si fa duro bisogna scendere in campo. Scendere in campo significa affrontare il problema, essere qui a governarlo e soprattutto fare sintesi, perché poi ci vuole sempre qualcuno che prenda le decisioni e ovviamente si porti a casa la responsabilità. Il Presidente ha parole di gratitudine per Rete Veneta e Antena 3 e per il lavoro svolto dai giornalisti del gruppo Media Nord-Est nell'informare i veneti durante le fasi dell'emergenza coronavirus. In qualche modo ringrazio voi, cioè Antena 3 e Rete Veneta, perché comunque assieme alle altre televisioni, assieme agli altri giornalisti avete dato modo di dare informazione. È ancora presto per fare un bilancio di quanto è avvenuto negli ultimi mesi in Veneto, ma l'emergenza è ancora in corso. Che questa partita del coronavirus è andata bene, fra virgolette, beh sì, ma poteva anche andare male, ma io ci ho messo la faccia dal primo giorno, perché comunque è fondamentale che il capo ci metta la faccia. Mettendoci la faccia, Zaia si è presentato ogni giorno alla stampa fin dalle prime fasi di questa emergenza. Non trovavo corretto dare l'incarico, che so, al mio direttore della sanità, piuttosto che a qualche altro dirigente, di parlare ai veneti. I veneti devono sentire parlare chi poi prende le decisioni. E i veneti hanno apprezzato, no? Non c'è nulla di pianificato, non c'è nulla di ragionato a tavolino. Io ho preso la cartellina il primo giorno e ho detto, siccome voi eravate qui, vi ricordate, vivevate qui, ho detto scendo e parlo con i giornalisti. Da lì il secondo giorno, terzo, alla fine poi vi ho portato all'interno perché ho detto ma c'è brutto tempo, c'è freddo e abbiamo iniziato. Però pensare che oggi la conferenza stampa sia diventata un appuntamento mi fa piacere, anche perché nella conferenza stampa non è che parliamo di cretinate, si parla di problemi di coronavirus, cerco di mantenere nell'ambito sanitario.